E diciamo che questo è centenario, l'ho ripetuto tante volte questa storia della canzone Torna a Sorrento. Impropriamente a Sorrento si è voluto festeggiare il centenario, ma in effetti avrebbe 108 anni, perché è nata nel 1894, quando l'autore della musica era giovanissimo, cioè aveva 19 anni, e aveva sentito un usignuolo che faceva il tipico verso suo, che non so a ripeterlo perché non so fischiare. Sai fischiare tu, Dora? No. Comunque, quel verso che sono le prime 5 note del ritornello, Ernesto De Curtis se le annotò e poi continuò e fece questo ritornello che rimase per un po' di tempo inutilizzato. Quando il fratello Giovan Battista, più grande di 15 anni, decise di scrivere una canzone su Sorrento da dedicare al suo mecenate Guglielmo Tramontano, fu utilizzato questo ritornello. Naturalmente la strofa era ben diversa e si nota ancora, chi ha avuto modo di approfondire, diciamo che la musica della strofa è un po' più banale rispetto al ritornello che è di getto. Questa è la storia. Poi comunque quando Zanardelli, venuto a Sorrento quasi improvvisamente perché intraprendeva un viaggio, dico chi era Zanardelli, era il capo del governo da allora, nel 1902, per una visita nel sud, nel mezzogiorno, volle fare un soggiorno a Sorrento di 2 o 3 giorni e fu ospite dell'Hotel Tramontano e di Guglielmo Tramontano. E così fu utilizzata questa canzone che, anche se era stata già cantata da Lina Iorio e da altri, però non era ancora molto nota e fu fatta una parodia. Questa parodia è quella che fu cantata per ingraziarsi un poco questo Zanardelle, che doveva dare un aiuto concreto a Sorrento per incrementare il turismo e per l'ufficio postale che doveva salire di categoria. Questo è tutto. Sì. Diciamo che Sorrento dovrebbe fare un monumento a Guglielmo Tramontano, perché è quello che ha lanciato il grande turismo lì, e quello facendosi aiutare dal ministro Zanardelli. Grazie, ti ringrazio tanto.